Oh, buonasera. Cavaliere, ci è stato pure lei. Signora cara, tutto bene? Sempre sposata? O marito vostro tiene sempre il corno? Fa piacere. Come sta? Tu, bonariamente, chiama amici e conoscenti e vuoi bene veramente e non ci crede nella gente. E voto male di siente per st'ignoranza che non s'allende e s'allarga nella mente proprio da s'ignorantemente. Allora, che può fare? Scrivami sempre, scrivami gamma pienza, scrivami mezza lonna, scrivami rinde suonna, scrivami in coppa montagna, scrivami pure una lagna, scrivami rindo vienda, scrivami gamma sienda, scrivami che si contenta, scrivami alleramenta, scrivami che mi appartiene, scrivami che mi va bene. Ma raccomando, non ti scordare. Scrivami sempre. Io, bonariamente, non giuravo porta veramente, pensando onestamente che cagnano le cose, ma veramente, se ci credo fermamente, sarà che sono malademente e che fa una cosa da niente, tanto e sempre ignorantemente. Scrivami sempre, scrivami gamma pienza, scrivami mezza lonna, scrivami rinde suonna, scrivami in coppa montagna, scrivami pure una lagna, scrivami rindo vienda, scrivami gamma sienda, scrivami che si contenta, scrivami alleramenta, scrivami che mi appartiene, scrivimi che mi vuoi bene. Hai capito? Ti ho visto scordare. Scrivami sempre, è facile, ma spucare una volta tanto che voglio cantare poco. Comunque, buonasera, è stato un piacere veramente, signore e anche signori. Come signora, un'altra canzone? E no, io una ne dovevo fare, signore, perché Annette Palla canta una canzone battente. Sì, se volete però ve la vengo a cantare a casa. Voi scrivetemi, soprattutto quando state da sola, quando non c'è vostro marito, vi vengo e va canto. Ci facciamo una cantata, sì, scrivetemi. Ci persa la penna.